subito. Bellissima serata, allora abbiamo anche Butazzoni che lo vediamo già in assaggio, ma sei come Camera di Commercio o a titolo personale? No, a titolo personale, Corno di Rosazzo è il paese dove abito e poi sono orgoglioso anche di poter essere parte di questa manifestazione perché alla fine è tutto quello che il territorio può dare, di conseguenza eccezionale. Senti, la ristrutturazione in tempi moderni, la riqualificazione anche di questa struttura? Questo secondo me dovrebbe essere da esempio un po' a tutte le amministrazioni che facendo così riqualificano il territorio, soprattutto il centro, e poi danno vivibilità al paese. Questo è il metodo, è un qualcosa che magari attentamente tutti dovrebbero copiare. Un modo anche per superare la spending review? Assolutamente sì, poi in un contesto del genere si vede che l'ASDI ha operato molto bene, promuove anche quello che è l'altra specialità del territorio che è l'arredamento, perciò ben venga. Ogni tanto fai saldi buoni? Sempre facendo di buono, solo che alla fine non è che tutto si vada per il verso giusto, però diamo da fare. Ma questa simpatica ragazza per sapere insomma come sta andando? No, sta andando benissimo, adesso la gente è aumentata, quindi siamo più che contenti. Quindi cosa proponi ai tuoi amici? Allora, noi abbiamo la Ribolla Gialla del 2013 e l'UBS che è un vino, che è un cuvée di Merlot e Schioppettino che viene passito, vinificato e poi passato in barrique 12-13 mesi. Molto buono ed è speciale perché è dedicato al fratello della titolare, infatti UBS in latino significa dove sei. E niente, solo questi due vini abbiamo portato oggi. Vini giusti e pregiati. Vini giusti e pregiati, ovviamente. Siamo all'azienda La Sclusa, sappiamo che è una bella realtà radicata tra il Collio e i colli orientali, e anche voi presenti in Villa Cabas. Questa sera presentiamo i vini Friulano e Pinot Grigio, che sono due delle nostre punte, insomma, tra i vini più buoni, bianchi, e ovviamente in azienda abbiamo una altra grandissima scelta. E questa serata ci sembra molto soddisfacente, c'è un sacco di gente, quindi insomma direi bene, ci fa piacere sempre promuovere il nostro prodotto in questo territorio e niente, insomma buona serata. Non resta che stappare la bottiglia. Allora, volentieri. Apriamo il Friulano. Apriamo il Friulano per i nostri telespettatori. Esatto. Anche la praticità, vedete come sa muoversi bene, così riesce, vedete, è inquadrato apposta per cercare di capire come si fa anche l'operazione di stappatura, che sembra così semplice ma ci vuole una certa professionalità, un certo modo di fare perché il cliente ha sempre ragione, non mi confermi? Esatto, beh, ovviamente. Valgono queste serate per attrarre pubblico e far conoscere il prodotto locale? È stata una bella sorpresa perché qui a Corno di Rosazzo, che sono molto attenti a questi eventi, hanno trovato una location che è bellissima e vedo che i ragazzi, la gente sta rispondendo molto bene e sono sicuro che da oggi in poi sarà uno dei punti di incontro più importanti che sarà nei prossimi, diciamo così, eventi che fanno i colli orientali, ma anche il stesso Friuli stesso, come sarà l'evento del Savignon a breve nel 2015. Bere con intelligenza. Assolutamente sì, il vino fa parte della nostra dieta alimentare quotidiana ed è fondamentale che i ragazzi imparino a bere bene il vino seguendo quelle che sono indicazioni, diciamo, opportune, non più di quello che si può bere fisicamente e quello che ci permettono di bere. Bella serata, serve per promuovere i vini. Sicuramente, Villa Cabas innanzitutto è un posto pregevole, incantevole e sicuramente avrà sempre un successo sempre di più. Visto la gente che c'è, vuol dire che stanno apprezzando quello che fanno i produttori qua, io sono anche socio e mi va oltremodo bene che tutto questo sia, che ci sia questa gente, vuol dire che apprezzano le manifestazioni e poi soprattutto una possibilità di apprezzare i vini del Friuli, che sono sicuramente i vini di quelli orientali, sono sicuramente dei grandi vini. Se ben proponi.
Allora io propongo il Ramandul, che è un vin furlan. Ramandul è anche una piccola località a nord di Udin, prima des Prealpis e Giulis. È un vin un po' particolare, con tante storie. È un vin che ha gli slidris dal 1400, perché è stata servita addirittura a Papa Gregorio XII, e dopo le sue storie arrivano fino ai tempi nostri. È prodotto con un vitigno Nestri, che è il Verdot Furlan, ma in particolare un Verdot Furlan che è clone giallo di Ramandul. Abbiamo venduto tardivamente, dicono che le ultime UE dal Friul venivano vendemate. Sì, che è il famoso passiti. No? Esatto, e vengono vendemata in novembre, solitamente con un po' di appassimento. È una caratteristica particolare di questo vin è che, come che dicono altri produttori, che rispecchia un po' le nostre yen. Non è un vin appariscente al primo impatto, ma è un vin che la discoverci un po' con la volta. Ha dei profumi delicati, profumi austeri, e a sua ridotta è un vin che non è eccessivamente dolce, non ti dà la sensazione di dolcezze, ma un evore complesso. È un vin che in Thailand dà il massimo. Infatti UE possiamo proporre un vin che ha un design che possiamo dire che ha anche tanto CD in futuro. Un'altra azienda, l'azienda di Gaspero, presente quest'oggi. Una bellissima manifestazione da rifare il prossimo anno, si spera. Vedo che la gente è interessata ai vini che ci sono stasera alla manifestazione, e quindi siamo contenti. Ecco. Il prodotto tira, soprattutto farlo conoscere bene a livello di marketing. Beh, quello senz'altro. Si spera da poter fare con una manifestazione del genere un po' di pubblicità per ognuna della propria azienda. Non possono mancare le carni questi avvenimenti. Sì, siamo venuti anche noi oggi e abbiamo fatto appunto la nostra proposta, che è la carne di casa tua, e c'è solo da ringraziare gli organizzatori di questa serata, che è stata una serata per me grandissima, che ha visto una grandissima partecipazione di pubblico. Non possiamo fare altro che essere contenti di questa iniziativa e felici di proporre al territorio quello che è il prodotto del territorio. Al territorio ci siamo anche noi con la nostra carne, per cui... Siamo qua da Eugenio Bottussi, sentiamo insomma la signora Bottussi cosa ci dice. È andata bene? Sì, benissimo, sono tutti molto contenti dei nostri prodotti. Abbiamo oggi portato una lonza con cotenna, è una cosa particolare un po'. Poi abbiamo portato la nostra pancetta con la costa e viene molto apprezzata. Soprattutto al chilometro zero. Esattamente. È la cosa importante. Vero. Grazie, ciao. Sì, l'esperienza, si può parlare di esperienza perché stiamo parlando di 30 anni di storia di Friul-Trota, quindi esperienza è la parola giusta. San Daniele del Friuli è la patria e la cultura di questo tipo, no, di prodotti. Sì, San Daniele del Friuli si parla di prodotti di qualità, prodotti di nicchia. Il prosciutto chiaramente è il re di San Daniele. Ci voleva una regina, l'abbiamo inventata noi con la regina di San Daniele, che è la trota affumicata. Ecco, si parla tanto di salmone, però la trota... Diciamo che non ha niente da invidiare, e non lo diciamo noi, ma lo dicono tanti nostri clienti che preferiscono la trota perché per le sue caratteristiche, le sue peculiarità, che sono il fatto di essere più magra, più dolce, affumicata in modo artigianale, eccetera, eccetera. Insomma. Comunque l'importante è assaggiare perché il prodotto vale la pena. Fondamentale è assaggiare, poi il fatto che vale la pena lo dovete dire voi. Sindaco, andiamo a chiudere un po' questa serata, questo appuntamento bellissimo per quanto riguarda la promozione del territorio. No? Oggi come oggi, cosa vuol dire promuovere il territorio e fare marketing in una zona dove questa parola è un po' complicata da dire e da fare? Ma è una cosa un po' faticosa, diciamo che abbiamo messo in piedi e stiamo lavorando sia come comune che come tutte le associazioni del territorio, dando una mano ai nostri produttori sia vitivinicoli che della sedia.
come potete vedere qui non abbiamo solo la produzione vitivinicola, ma abbiamo l'esposizione sia della seduta, che è un nostro cavallo di battaglia, perché negli anni 70 diciamo che questo territorio produceva e faceva solo sedie. Ora abbiamo anche una grande produzione, una qualità nel vino e cerchiamo di promuovere attraverso il vino, che è il cavallo di battaglia, anche i prodotti del territorio. In questo momento oggi siamo all'edizione 0 di una bellissima manifestazione molto sentita e partecipata, perché abbiamo avuto circa 400-500 ingressi su una cosa che nasce oggi. Nei prossimi anni cerchiamo di svilupparlo, stiamo parlando con Turismo FVG, stiamo parlando con la Regione per portare questa cosa a livello almeno dell'Alpe Adria, perché ci troviamo in un momento in cui Merano Wine Festival, Improse in Tarvi sono delle cose che sono ormai radicate nel territorio. Adesso ci manca un qualche cosa legato all'Alpe Adria. Noi pensiamo di poterci collocare in questo segmento. Senti, ogni tanto si dice che dalla polvere, no? Inizia la storia e la vita di un qualcosa, ad esempio di un territorio. Questo, hai detto tu, è una puntata 0 sperimentale per poi sviluppare un vero programma che sia di incentivo al territorio. Sì, quello che è il nostro pensiero è proprio questo: partiamo da un'edizione 0 dove non sapevamo nulla e da questa facciamo tesoro per andare avanti e coinvolgere tutti i paesi dell'Alpe Adria. Noi abbiamo già abbastanza buoni rapporti con Benkovac, che è la Croazia, stiamo allacciando rapporti con l'Austria, abbiamo buoni rapporti con la Slovenia che è vicino a noi. Ora si tratta di portare qui un comprensorio che è, diciamo, a livello europeo l'Europa centrale. Se riusciamo a fare questo abbiamo fatto un buon lavoro. E siamo partiti dalla polvere, come hai detto tu, e arriviamo a qualcosa di buono. Non resta che dire, auguri. Grazie. Ci intromettiamo in mezzo al discorso del sindaco di Corno insieme al direttore. Direttore, senta, come sta andando? La serata bene, devo dire, una bella iniziativa. Dimostra che Villa Nanchini è sempre un punto di attrazione, una delle realtà più dinamiche e più innovative nel panorama regionale, quindi è sempre un bel posto da visitare, un posto dove si trovano eccellenze della nostra regione, quindi bello. Senta, cosa vuol dire fare marketing oggi? Promozione del territorio? Vuol dire far vedere quello che si ha in funzione di quello che la gente vuole, quindi far capire che quello che abbiamo noi è esattamente quello che la gente vuole, e quindi interpretando quello che il pubblico in generale, in questo caso, nel mio caso i turisti, comunque quello che la gente vuole è esattamente quello che tu hai, quindi è che è una cosa che puoi trovare solo qua, questa è la differenza. Ecco, lei ha sottolineato, no? Quello di trovare solo qua, perché si riesce ancora a sposare quello che mancava in un certo senso, o forse c'era ma non si voleva mettere in campo. Sì, il segreto delle cose vincenti è sempre quello, sembra sempre facile dopo, l'uovo di Colombo, invece no, è proprio così, quello che mancava adesso c'è, in un posto come questo sembra facile, però non è stata un'avventura facile, adesso tutti noi ci auguriamo che si raccolgano i frutti di un'esperienza importante di collaborazione pubblico-privato, che credo sia una cosa da porre a esempio per tutto il resto della nostra regione. Senta, ma usciremo da questa crisi in qualche maniera? Beh, Dio, tutti noi ce lo auguriamo, ma da cittadino, devo dire, me lo auguro. Quindi perché noi siamo tosti, no? Beh sì, sicuramente ci mettiamo l'impegno, ce lo mettono gli imprenditori, ce lo mettono le istituzioni, la regione prima di tutto, quindi sì, ce lo auguriamo, ma noi ci mettiamo l'impegno, quindi quando sarà è perché le TV locali come noi ad esempio siamo qua, no? Anche voi siete qua sicuramente. D'altronde bisogna fare marketing, no? Sì.
Mentre l'Udinese ha battuto il Napoli per 1-0 e questo è segno di vittoria, di grande risultato e di attaccamento alla maglia, Daniele Moschioni è subito piombato in Villa Nanchini per far sua presenza, perché lei come sindaco deve dare il buon esempio. Ma sicuramente per dare il buon esempio ero già qua alle 4 all'apertura di questo Nanchini Wine Festival. Sicuramente l'amministrazione in questi anni ha voluto con tenacia il recupero di questa villa per metterla a disposizione proprio del territorio, ma soprattutto dei prodotti che ci sono nel territorio. Sono appena arrivato, mi ha detto sia il presidente del gruppo viticoltori ma anche il mio vice sindaco che è stato qua tutto il giorno, mi dice che sono contenti, che c'è stato un grande afflusso di visitatori proprio a visitare ma a degustare questi prodotti tipici nostri del nostro territorio. Questo quindi è un grande orgoglio per me da sindaco, ricevere tante persone qui a Corna. Scusate se è poco, viene da dire. Visti i tempi no. Bravo, visti i tempi, ma io non vorrei parlare di questi tempi, io non nomino mai quella parola lì. Io credo che il futuro ci può dare tanto, l'importante è impegnarci noi amministratori assieme alle attività imprenditoriali e sicuramente verremo fuori da questo brutto periodo. Non nominiamo quella parola, non voglio nominarla, venire fuori da questo brutto periodo tutti assieme. E come dicevo prima, sempre scusate ma sono stato allo stadio quindi un po' ho tifato per la nostra Udinese, venire fuori da questo momento, diciamo così, di piccola difficoltà, ma tutti assieme sono convinto che ce la faremo.